Una nomina d'urgenza dopo l'inchiesta che ha travolto Gianluca Rocchi, indagato per una presunta frode sportiva. Il designatore diventa Dino Tommasi, cinquantenne bassanese, che resterà in carica fino alla fine della stagione. Uno che lo conosce bene è Sergio Gasparin, che analizza. Nella tempesta che sta travolgendo il settore arbitrale, che ha già portato alle dimissioni di Rocchi, responsabile della commissione, e di Gervasoni, una buona notizia dal punto di vista sportivo per l'area di Vicenza, Bassano in particolare. Dino Tommasi è il nuovo capo degli arbitri, ovvero il responsabile della commissione della CAN A e B. Faceva già parte della commissione stessa, oggi assume il ruolo massimo che c'è all'interno dell'area del settore arbitrale per quanto riguarda la componente tecnica. Credo non ci potesse essere scelta migliore. Dino Tommasi è uno che è sempre stato fuori dai virgolette giochi di potere di palazzo, chiuse le virgolette, che è stato un eccellente arbitro, ma soprattutto un uomo per bene, indipendente, di grande attitudine morale, e quindi credo che da questo punto di vista sia stata fatta la scelta migliore.